L'aveva annunciata e ora eccola nero su bianco l'ordinanza che il sindaco di Asolo Mauro Migliorini ha firmato in tarda mattinata dopo un tavolo tecnico. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo adottato nell'area dell'Asolano, una delle più colpite da questa nuova ondata di contagi, con un'incidenza di 619 casi per 100.000 abitanti. Quattro i punti inseriti nel provvedimento, in vigore da domani fino al 15 gennaio 2022. Fatto obbligo di indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione, individuale, mascherine, in tutto il territorio comunale, ove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. Il secondo punto riguarda l'obbligo di indossare mascherine FFP2 in occasione di qualsiasi tipologia di eventi aperti al pubblico che si svolgano in locali al chiuso. Cioè teatro, la sala consiliare, altre sale di proprietà del comune dove sono in programma interventi, culturali, può essere il concerto anziché la rappresentazione teatrale, anziché la presentazione di un libro e via dicendo, devono tutti indossare la mascherina FFP2. Altro punto introduce l'obbligo di indossare la mascherina per consumazioni al tavolo anche all'aperto negli esercizi pubblici. Se io vado al bar o al ristorante X e mi siedo in attesa dell'ordinazione, devo indossare la mascherina finché non inizio a mangiare. Da domani poi è applicata la riduzione all'80% della capienza delle sale comunali al chiuso. Poche semplici regole che si sono rese necessarie alla luce dell'incremento di contagi tra la popolazione. Dal sindaco Migliorini l'auspicio che un provvedimento simile venga adottato anche dai colleghi degli altri comuni dell'Asolano. Dal mio punto di vista non c'è assolutamente nulla da temere, è un atto assolutamente dovuto da fare.